Siamo con l'onorevole Roger De Menech, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Parliamo di questa clamorosa frattura nella Lega che oggettivamente finirà col avvantaggiarvi. Vi aspettavate la defezione di Tosi? Ci aspettavamo un centrodestra che si sta sciogliendo pian pianino. Col sole della primavera il centrodestra Veneta non c'è più di fatto, perché questa è l'ennesima punto di debolezza che dimostra il governo del Veneto di questi anni. Io credo che ormai questa frattura sia inevitabilmente compromettente rispetto al governo del Veneto, ma credo anche che dall'altra parte ci sia un Partito Democratico e una coalizione di centrosinistra molto solida che ha scelto per tempo la candidatura di Alessandra Moretti e che oggi è pronta a cambiare verso anche a questa regione. C'è il rischio che ci siano candidature alternative di disturbo anche a sinistra? Ma io non credo proprio, noi abbiamo fatto un percorso molto lineare e spero che veramente ci sia la responsabilità da parte di tutti di dire che questa regione finalmente ha bisogno di un cambio radicale nelle politiche rispetto agli ultimi 20 anni di centrodestra, quindi questo deve essere il comune denominatore. Quindi noi andiamo avanti dritti con l'ordine e la concretezza che ci ha contraddistinto in questi mesi, coscienti che abbiamo una grande opportunità ma anche una grande responsabilità. Una vittoria clamorosa del centro-sinistra in Veneto è stata la conquista del comune di Treviso. Il modello Manildo in qualche maniera si può ripetere su scala regionale oppure no? È tutta un'altra cosa? Io credo che il modello Manildo sia assolutamente vincente, come lo sarà anche il modello Alessandro Moretti per il Veneto. Io credo che tanti veneti, quelli di Treviso prima, i veneti in generale per la regione in quest'anno, siano stanchi di un governo della destra che di fatto non cambia la qualità della vita, anzi la peggiora come è dimostrato negli ultimi anni. Questa è la verità. Noi puntiamo a governare meglio la nostra regione, non a spartirci poltrone come ha fatto il centrodestra in questi anni. Parliamo dell'Euroregione, un tema che ha tenuto banco negli anni scorsi quando c'era, oltre ad esserci Zaia come governatore del Veneto, c'era invece Haider alla guida della Carinzia, Tondo a quella del Friuli Venezia Giulia. Oggi di questi tre rimane soltanto Zaia, fra qualche tempo in teoria potrebbe esserci Alessandra Moretti al suo posto. Allora se sarà così, come riprenderà il filo di quel progetto? Sicuramente il Veneto deve avere l'ambizione e anche il coraggio di guardare all'Europa, un'Europa che è una grande opportunità. Dentro l'Europa ci sono le macro regioni, anche quelle che giustamente ha citato lei, e quindi io credo che una politica più concreta, che non guarda alle ideologie, non parla alla pancia dei cittadini, ma ai fatti, al benessere dei nostri lavoratori, delle nostre imprese, dei nostri concittadini, deve guardare a quel contesto con un grande interesse. Noi su quel pezzo ci siamo perché pensiamo che le politiche in Europa siano comuni e siano soprattutto opportunità e dobbiamo coglierla.